Sono 49 le borse di studio regionali per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca finanziati con 3 milioni di risorse del Fondo Sociale Europeo. Si tratta di un intervento che destina, grazie ai fondi della programmazione PO FSE 2014-2020, borse di studio aggiuntive, ciascuna del valore complessivo di circa 60.000 euro e di durata triennale, ai corsi di dottorato che le università siciliane hanno bandito per l'anno accademico 2020-2021. Dopo aver raccolto le proposte progettuali a seguito del bando dell'avviso 37-2020, il Dipartimento Istruzione dell'Assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale ha così stilato la graduatoria definitiva dei corsi ammessi a finanziamento, ripartendo i fondi degli atenei in proporzione al numero degli iscritti: 18 le borse finanziate all'Università di Catania, 18 quelle di Palermo, 10 all'Università di Messina, 2 alla Core di Enna e 1 alla LUMSA di Palermo. 3 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo, 49 borse di dottorato aggiuntive a quelle ordinamentali che la Regione Siciliana ha messo a disposizione degli atenei dell'isola per potenziare l'offerta accademica di terzo livello, quella offerta formativa che guarda alla specializzazione e alla innovazione, alla valorizzazione dei saperi e delle competenze trasversali, e ad ogni corso di dottorato corrisponde anche una esperienza di lavoro e di studio all'estero variabile da 3 a 6 mesi, e circa il 40% delle richieste di partecipazione ai dottorati delle università siciliane provengono dall'estero. I giovani devono comprendere il valore di queste nuove forme educative, soprattutto quando essi vogliano in qualche modo guardare alle sollecitazioni di un mondo che cambia e affrontare la sfida della propria esistenza con un bagaglio di competenze adeguato e all'altezza dei tempi.